Presidente, è una visita importante. Oggi all'Istituto Rittmeyer se ne ricavano dei ragionamenti, soprattutto in termini di collaborazione con la Regione nel campo della formazione. Sì, è stata l'occasione di un incontro con il Consiglio direttivo dell'Unione Italiana Cechi ed è stata anche l'occasione per l'Istituto Rittmeyer di ricordare non solo il grande lavoro che l'Istituto fa sul territorio, ormai la trasformazione che ha avuto in azienda speciale per la persona funziona, ma è anche il modo adesso per questo continuo dialogo che la Regione ha anche attraverso la consulta regionale di cercare di capire come superare alcuni problemi che nascono ormai anche per l'innovazione tecnologica, per come sta cambiando la nostra società. Quindi in particolare l'attenzione è stata posta sulla formazione professionale, occorre rivedere il tema dei corsi professionali che vengono garantiti. Oggi gli ausili tecnologici ci permettono anche di creare meno disabilità nell'ambiente circostante e quindi creare più opportunità per chi viene impiegato al lavoro anche se con qualche disabilità. Dall'altra parte c'è il tema evidentemente dell'utilizzo corretto delle risorse, in particolare sull'uso degli ausili e la corretta formazione per l'utilizzo degli stessi e naturalmente il tema più in generale dell'accreditamento dell'istituto, sul quale naturalmente la Regione sta facendo tutti gli approfondimenti del caso e mi auguro anche che la risposta venga in tempi assolutamente brevi. Presidente Zoccano, oggi è stata ribadita in questa occasione la grande collaborazione con la Regione, non solo in termini organizzativi ma anche su campi importanti come la formazione. La formazione è elemento essenziale, la ringrazio per questa domanda, perché oggi la disabilità non è più vista secondo l'invalidità, il concetto invalidistico, cioè quello che la persona disabile non può più fare, ma per le sue abilità residue. Ce lo dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Regione quindi dimostra in questo modo di recepirla appieno e assieme alla consulta e a tutto il territorio fa un lavoro ovviamente di ottimizzazione delle risorse tramite l'ottimizzazione delle persone e quindi si ottimizza così il territorio.